Eccoci, buonasera, ben trovati, ben collegati dall'avvocato Massimo Leonardi in diretta su Radio Libertà, dal proprio studio di Milano. Non me ne vogliono gli amici di Radio Libertà, ma ultimamente purtroppo c'è davvero difficile intervenire in diretta, però lo faremo a presto, torneremo di nuovo in studio. Però per ragioni di economia in senso di tempo, legato al fatto che chiaramente ci vuole il suo tempo andare e tornare, siamo veramente tiratissimi con i tempi e quindi sono tra l'altro oggi da solo in diretta e vi parlo dal mio ufficio meraviglioso. Vi lascio subito il telefono 029294 7222. Saluto la mia mamma che è in linea, mi ha detto che mi avrebbe seguito, quindi le mando un grande bacio. Ciao mamma. Allora, mi raccomando, intervenite in diretta e chiamatemi perché mi fa molto piacere sentire le vostre opinioni su quello che sono i temi, no? A voi più cari e più, diciamo così, complicati da gestire, perché lo dico sempre, qualsiasi domanda, anche se sembra banale, non lo è mai, perché comunque alla fine ognuno ha le proprie difficoltà, molti di noi non sono avvocati e quindi riuscire a diciamo così, destreggiarsi, usiamo questa parola, nel meandro delle leggi italiane non è mai semplice. Quindi chiamatemi perché mi farà piacere, anche perché gli argomenti di oggi all'ordine del giorno sono secondo me, molto interessanti, anzi ho voluto proprio inserirlo all'ultimo momento perché stamattina ho fatto una riunione con una persona che stiamo assistendo insieme a un altro collega molto bravo, che saluto Domenico, non so se mi sta seguendo, saluto anche lui, oggi saluto tutti. Però no, ci tengo perché è una procedura molto importante che si chiama procedura da sovraindebitamento, e adesso vi spiego in cosa consiste. Praticamente consente appunto alle persone che sono indebitate, molto indebitate, quindi con debiti che non riescono a pagare. Immaginiamo, come nel caso nostro, di una persona che ha un reddito minimo di 1000 euro al mese, 1200 euro al mese, in quanto dipendente con uno stipendio base minimo. E immaginate se nello stesso tempo ha dei debiti con l'Agenzia delle Entrate, con il fisco di decine e decine di migliaia di euro, perché magari nella propria vita passata ha svolto attività imprenditoriale, è andata male, è fallito con l'azienda, la società è stata messa in liquidazione, non ha potuto pagare tutta una serie di cartelle esattoriali, di fornitori, e allora cosa fa? Non può pagare con 1000 euro al mese, non può neanche fare la rottamazione, vi ricorderete quando abbiamo parlato di rottamazione, no? Non può fare la rottamazione, come fa? Cioè uno che ha 1000 euro a pagare delle rate da 100-200, come mangia, come paga l'affitto? Ecco, è arrivata appunto in aiuto questa procedura proprio negli anni, fine anni 90-2000, ci furono un sacco di persone che si erano suicidate, pensate, per condizioni gravose, non riuscivano a risalire, fu finalmente introdotta questa norma sul sovraindebitamento che consente appunto alle persone di aderire a questa procedura presso le Camere di Commercio, attraverso la quale, dopo essere nominato questo esperto negoziatore della crisi d'impresa, io sottoscritto sono esperto negoziatore della crisi d'impresa, sono stato nominato in una procedura a Milano molto complessa che è finita bene. Cosa fa l'esperto negoziatore esterno, diciamo, no? Cosa fa? Esamina la questione sulla base dei documenti che devono essere depositati presso la Camera di Commercio dalla persona che fa l'istanza, quindi il debitore rappresenta la sua situazione debitoria, quindi tornando all'esempio di prima, io ho debiti di 100.000, ho un ricavo di 1000 euro al mese, deposito la mia dichiarazione di redditi, dimostro che il mio fonte di reddito è minima, ho un affitto, ho una famiglia, ho la macchina, cosa fai? Ecco, metti a disposizione il tuo patrimonio e chiedi a questo organismo di negoziazione di procedere all'esame della posizione per poi eventualmente fare la sua relazione che andrà proposta davanti a un giudice che dovrà decidere le sorti di questo debito. In molti casi questo debito viene addirittura, se non cancellato, ridotto drasticamente, proprio per far sì che la persona possa ritornare in bonis e possa ritornare a non avere tra capo e coda una situazione debitoria che risulta, diciamo così,
compromessa, cioè non si riesce più a fare nulla, perché se il debito è, tra virgolette, così alto, o si guadagna 3-4 mila al mese, se no con quella cifra non si riuscirà mai, dico mai, a tornare a essere normali, quindi a poter fare una vita normale senza essere assillati dal dover essere indebitati fino al collo. Quindi questa è un po' questa procedura che riguarda sia quelli che hanno avuto una partita IVA, che hanno una società, lo faccio in breve, perché poi bisogna essere molto più tecnici, ma non mi va di esserlo perché la gente che ascolta vuole sentire dei concetti semplici. O se no, attraverso appunto un soggetto consumatore, quindi o uno ha accumulato i debiti quando era imprenditore o quando era consumatore. Attraverso questo procedimento appunto si può attuare questa composizione negoziata. È uno strumento che purtroppo è ancora poco in voga, è poco conosciuto. Noi a Milano siamo operativi su questa cosa perché siamo già dei mesi, se non degli anni, che facciamo queste procedure. Io addirittura sono iscritto all'albo dei negoziatori delle crisi d'impresa, quindi per situazioni un po' più complesse, e quindi sono oggettivamente, diciamo così, sul pezzo, no? Su questa cosa, nel senso che sono già stato incaricato di vedere e analizzare diverse procedure come questa, ok? Quindi il consiglio che do a tutti quelli che magari stanno ascoltando, anche signori, anziani, che vogliono liberarsi da questa zavorra, perché con i debiti non si può avere il conto corrente perché viene pignorato, non puoi fare nulla, cioè almeno così uno riprende l'attività imprenditoriale, può aprire un'altra società, evita di fallire e con uno stralcio anche significativo può chiudere definitivamente la propria posizione. Ok? Quindi è una procedura che non è neanche troppo onerosa, costa il giusto, ma consente di veramente di liberarsi. La persona che stiamo assistendo adesso, oggi l'abbiamo assistita ed era un'altra persona, dopo quasi 7-8 mesi che abbiamo cominciato questa tra virgolette, avventura insieme, no? Quindi è un po' questo, no? Diciamo così, la situazione. Quindi fatevi aiutare, non fate tutto da soli, abituatevi a chiedere aiuto a professionisti di cui fidate per cercare di trovare una soluzione risolutiva, perché se no le altre soluzioni, tipo anche la rottamazione, non è una soluzione risolutiva, è una soluzione che purtroppo vi lascia ancora in sospeso, cioè non vi dà la possibilità di voltare pagina e cominciare da zero. Voi dovete cominciare da zero, dovete cominciare tra virgolette, a voltare pagina e cominciare una nuova vita senza il pensiero di dover appunto essere assillati da questi debiti, da queste cartelle. Vi rilascio ancora il numero 0292947222, se qualcuno mi sta ascoltando può chiamarmi in diretta, potete scriverci su WhatsApp, potete anche scriverci via mail, alle nostre mail, studiolegale@direttissimo.it, mleonardi@3lex.net, sui nostri profili social siamo attivissimi, quindi potrete trovare tutti i nostri contatti, quindi non potete dire che non ci trovate, quindi siamo raggiungibilissimi. Come abbiamo detto, poi con l'avvocato Colovati andremo avanti ancora qualche puntata per poi chiudere con break e poi ritornare a settembre se Dio vorrà nella nuova puntata, nelle nuove puntate. Ecco, ripeto, tornando ancora al discorso di prima, chi può aderire a questa procedura? Tendenzialmente può aderire o una società di capitali, quindi o una SRL, o anche una persona individuale. Quindi o una persona fisica o la procedura è differente, ma la sintesi è la stessa. L'efficacia della procedura può essere esattamente identica, cioè togliere dei debiti. Avete debiti di 100? Con questa procedura possono andare a 50, 30, 20, a 80, dipende poi chiaramente da come svilupperete il vostro ricorso, le vostre argomentazioni, cosa avrete, perché è chiaro che se uno viceversa non guadagna 1000 ma guadagna 3000, questa procedura non la si potrà fare, perché la si potrà fare solamente se c'è una crisi in atto, una crisi finanziaria soprattutto, anche societaria, perché nella procedura negoziata che ho fatto io la società era in crisi quasi di insolvenza irreversibile, non irreversibile perché sennò sarebbe fallita. Quindi questa è una procedura che previene l'ipotetico fallimento. Ok? Quindi questo è un po', ci tenevo a spiegarvi, ma non è semplice perché poi le persone che stanno ascoltando magari capiscono poco, però il messaggio è
Se avete top debiti e non riuscite a pagarli, non disperate perché c'è la soluzione che è quella che io vi ho detto. Ma nello stesso tempo fidatevi solo di professionisti che hanno già fatto questa procedura, non di certo di chi non è esperto, perché se uno non è esperto rischia che poi fa dei danni, ok? Quindi molto, molto sinceramente, come tutte le pratiche legali, ognuna ha la sua, il suo tecnicismo, usiamo questa parola, tecnicismo. Tecnicismo, ovvero ognuno deve essere affrontato da chi è esperto in quella cosa, no? Un altro esempio è una pratica che abbiamo chiuso l'altro giorno, forse avevo già parlato di quell'incidente accorso a questo atleta che abbiamo assistito, che si era infortunato durante il suo allenamento cadendo in questa buca, no? In questa provincia ligure, causata da proprio la manutenzione completamente assente. C'era una piastrella che si era alzata e lui ha inciampato, si è spaccato la tibia. Ecco, pensate che non voleva neanche incominciare questa battaglia, no? All'inizio abbiamo scritto alla compagnia assicurativa, ci hanno detto picche e abbiamo fatto ricorso. E durante il ricorso abbiamo chiuso la trattativa, perché spesso accade anche così, bisogna insistere nella vita, non si può pretendere, a volte le pratiche si chiudono anche in via stragiudiziale, quelle assicurative, ma se ciò non avviene bisogna fare anche una causa, cioè se vale la pena farla. Se il consulente ti dice guarda facciamola perché ci sono buoni presupposti, voi dovete fidarvi. Se non vi fidate non assegnate neanche l'incarico a lui, ma se vi fidate dovete fare questo benedetto ricorso perché toglie appunto tutti i dubbi. Quindi presentando questo ricorso, allora ci hanno subito contattato, perché poi cambia ovviamente per loro la situazione, e abbiamo transato con un importo di risarcimento che quando io l'ho comunicato a lui non ci voleva credere, perché ha detto no Massimo, ma com'è possibile? Com'è possibile? È possibilissimo, perché alla fine il danno c'è stato, magari noi siamo stati più bravi a valorizzarlo attraverso appunto anche la nostra perizia legale, no? Attraverso chiaramente un lavoro di squadra, no? Perché il consulente poi non è che è da solo, c'è il medico che fa la sua perizia, insomma c'è tutto un team che lavora, ma su queste pratiche che sono redditizie e sono ottime da fare perché comunque spesso si chiudono in via stragiudiziale, questa se chiusa in via giudiziale non abbiamo neanche cominciato la causa perché ci hanno pagato subito, vedete che c'è una soddisfazione enorme perché io dico sempre, il denaro non è che risolve tutto, però in situazioni in cui si è avuto un danno, in situazioni in cui si è avuto un infortunio così grave, per colpa dello Stato, per colpa delle amministrazioni che non preservano la nostra cosa pubblica, io credo che sia positivo avere un risarcimento, ti senti ripagato di un'ingiustizia. Ok, quindi cioè, io dico, ma uno che subisce un danno di questo tipo, ma come fa a accettarlo? È evidente che uno deve reagire facendo un ricorso, dandosi appunto una scadenza attraverso il quale uno fa una diffida, poi non gli rispondono e fa la causa. Se appunto il consulente vi consiglia a fare la causa, perché comunque alla fine, ripeto, ne deve valere la pena, come sempre. Ci sono dei costi, in questo caso poi se vinci vengono rimborsati, quindi lui le spese legali diciamo così, rimborsate poi da questa azione, no? Si porta a casa una quantità di denaro che era inaspettata. Io lo sapevo che poteva chiudersi così, però non è che lo dico prima, perché sono anche previdente e soprattutto cautelativo, non è che sparo le cose, però avevo un buon presentimento perché avevamo delle buonissime ragioni e queste ragioni devono essere valorizzate a volte in giudizio, capite? Quindi è importante insistere, dovete insistere perché non è solo una questione di soldi, ma è anche una questione di diritto. La verità deve essere raggiunta a volte. Massimo, Bisogna andare alla ricerca. ti chiedo Prego, scusa, Natalia. abbiamo una chiamata. Prego, Natalia. Buonasera, con chi parlo e dove chiamo? Pronto, sono Fulvio di Nembo, ho già chiamato un paio di volte. Sì, prego. Allora, riguardo quello che state dicendo, io sono un ex partita IVA, no? Ormai ho 72 anni e sono 3 anni che ho smesso di lavorare. Però sto pagando ancora delle tasse e ti dico la verità che faccio fatica ad arrivare a fine del mese. Tanto è vero che ho fatto la cessione del quinto per la pensione per pagare le cose. Eh, Si potrebbe fare qualcosa lì o ho un po' un sì, problema? sì, sì, adesso le rispondo. Grazie della Perché io ho anche chiamata, è la stata moglie a carico utilissima. che non lavora, quindi... Certo, certo. Adesso
le rispondo subito e grazie della testimonianza. Ci richiami, le rispondo subito. Allora, la telefonata è interessantissima e ha colto proprio quello che stavo dicendo io prima. Il signore è pensionato, ha lavorato una vita, non si è messo via poco, o si è messo via poco o niente, lo dice lui stesso. Sono situazioni che non sono accettabili, le posso dire sinceramente, perché io non posso sentire una persona, tra l'altro lavoratore, no, che ha lavorato una vita e deve pagare, tra virgolette, e deve passare i suoi anni, comunque la sua vecchiaia, perché insomma, 72 anni si entra in un'età, cioè le auguro di vivere fino a 100, però chiaramente è un'età importante in cui una persona dovrebbe invecchiare serenamente, non di certo con l'assillo di pagare dei debiti. Bene, deve sapere che questa procedura può essere fatta anche in questi casi. Ovviamente va quantificato il debito, perché per intenderci, se il debito è importante, sono decine di migliaia di euro e lei, come capisco, ha una pensione di 1000, 2000, quel che lei, e ha una moglie ancora, magari la casa non è di proprietà, o comunque ha una macchina che le serve per spostarsi, insomma, fa fatica ad arrivare e non riesce a pagare i debiti, questa procedura è quella proprio che io stavo dicendo. Si chiama, come ribadisco per il Signore, è una procedura da sovraindebitamento che consente a un soggetto, lei immagino che sia stato dipendente, scusi, titolare di partita IVA, a maggior ragione, quindi ha avuto un'azienda o una ditta, di provare a fare questa procedura, ovvero di andare davanti a questo comitato o organo della Camera di Commercio, ricostruire la propria situazione debitoria. Noi lo facciamo in studio attraverso una ricostruzione analitica di tutta la storia del contribuente, no? Come è cresciuto la sua attività e tutto quanto, ricostruire, produrre gli estratti conto anche, perché bisognerà dimostrare che non solo lei ha una pensione bassa, ma ovviamente bisogna dimostrare che l'estratto conto, la quantità di giacenza dei denari è insufficiente per pagare quei debiti, capisce? Cioè, bisogna, come dico io, quando le persone vengono da me, giocare a carte scoperte e poi soprattutto è lo stesso organo che chiede tutto, perché evidentemente prima di cancellare un debito anche un giudice, cioè non è che lo cancella così, cioè lo cancella non soltanto se uno ha la pensione di 1000 euro, lo cancella anche se quella persona non ha giacenza patrimoniale. E come si fa? Si producono gli estratti conto, le carte di credito e come nel mio caso di oggi noi abbiamo dimostrato, stiamo dimostrando che questa persona ha una giacenza media bassissima di 3-4 mila euro neanche, guadagna 1000 euro al mese, ha una casa non di proprietà, ha una macchina perché gli serve per andare a lavorare, ha un figlio che deve mantenere, come fa a pagare 200.000 euro di debito? È impossibile. E quindi questa procedura è rivolta in questi termini, capisce? Quindi è rivolta a chiedere a un giudice, perché poi il primo passaggio è in Camera di Commercio e poi si va davanti a un giudice, di chiedere a un giudice la cancellazione totale o parziale dei debiti. Perché? Perché il contribuente non è in grado di pagare questi debiti. E come lo fai a dimostrare? Come vi ho detto, con una storia molto analitica, dettagliata, circostanziata, documentale, più ovviamente documentale si fa e meglio si ha la possibilità di raggiungere l'obiettivo, e il giudice, decretate queste cose, cancella parte del debito, tutto il debito. Questa è una procedura straordinaria, di una potenza inaudita. Quindi se lei vuol fare un'analisi di questo tipo, ci potrà contattare, noi potremo valutare preliminarmente se sussistono o no i requisiti. Ok? E come il Signore, chissà quanta altra gente c'è. Quanta altra gente c'è in Italia? Mi vengono i brividi a pensarci, la moltitudine di gente, perché siamo subissati, abbiamo delle tasse che sono pressione fiscale del 60%. Siamo massacrati di adempimenti, di tasse, di scadenza. A me adesso è arrivata una cartella esattoriale per dei contributi che non ho pagato, ma non me ne sono accorto. Ve lo dico sinceramente, adesso la pagherò per dirvi, cioè uno fa anche, tenta di fare tutte le cose per bene, ma a volte qualcosa può scappare, perché uno ha da fare anche altro, non pagare solo le tasse nella propria vita, giusto? Uno ha una vita normale, cioè dovrebbe decidere. Poi ti arrivano ste cartelle, uno fa fatica, ok? Quindi mi piacerebbe sentire se c'è qualche altro spettatore che ha una situazione analoga, perché sono cose importanti queste. 029294 7222, se qualcuno vuole intervenire per così, magari spiegare la sua storia, i suoi problemi, perché se posso essere d'aiuto in questa fase lo faccio volentieri. E quindi niente, secondo me è fondamentale riuscire a uscirne, perché non si può
pagare e, diciamo così, avere la propria vita subissata di tasse e non si riesce a pagare. Uno ha il diritto di vivere anche tranquillo, non è possibile avere tutti questi adempimenti e non riuscire, magari per anche senza essere per colpa, proprio perché uno non ce la fa, non ce la fa. Guadagna quello che è pensionato, come fa a pagare uno queste cifre? Non le pagherà mai, capite? Quindi il suggerimento è, ripeto, fatevi aiutare, fatevi aiutare, fatevi aiutare, perché la soluzione c'è. Quindi tra virgolette, non è che siete lasciati soli. Grazie a Dio anche l'ordinamento è evoluto in questo periodo, cioè si è fatto uno scatto in avanti con questo. Prima non c'era niente, si era così lasciati alla deriva più totale. Adesso gli strumenti ci sono per intervenire. Non lasciate passare tempo, perché il tempo non è che cancella i debiti. Io quando assisto le persone, la prima cosa bisogna rispondere al creditore, non bisogna far finta di niente, perché poi ritorna dopo, non è che tutto scompare, capite? Quindi bisogna affrontare il problema di primo petto, non bisogna retroagire, bisogna affrontarlo e risolverlo. Questo è il suggerimento che do a tutti noi, voi che siete in ascolto. 02 9294 7222, intervenite, fatemi compagnia perché io, ragazzi, io sono stanco un po', quindi cioè, vorrei capire anche voi se mi fate qualche osservazione che mi fa piacere, anche di natura legata agli ultimi eventi che ci sono stati, fiscali, legali, insomma, di qualsiasi, possiamo anche fare una chiacchierata sull'altro. Poi nella seconda parte della trasmissione vi parlerò ancora di INPS, di una vittoria che abbiamo avuto ancora col tribunale per una doppia contribuzione che siamo riusciti a togliere. Abbiamo anche altre pratiche, soprattutto all'estero, tantissime persone ma le affronteremo nella seconda parte. In questa prima parte vorrei concentrarmi sulla parte fiscale, a noi piace cambiare un pochettino così orientamento. Quindi, ripeto, la soluzione alternativa qual è? Fare la rottamazione, che adesso tra l'altro è anche scaduta, quindi non si può più fare. Quindi tante persone mi contattano e mi chiedono avvocato, ma la rottamazione non si può più fare. Poi la rottamazione non risolve i problemi, la rottamazione non li risolve, risolve solo quelli di importo, tra virgolette, ma anche importo rilevante, ma se hai una capacità reddituale, se guadagni sì, cioè io voglio dire, qualsiasi persona che ha un debito con l'agenzia della riscossione, se ha un reddito sufficiente a pagarlo, lo paga, ma ci sono tante persone che invece non possono pagarlo, non possono pagarlo, quindi è inutile che andate tra virgolette, diciamo, inventarsi, non si può inventare nulla, perché purtroppo la procedura è blindata da questo punto di vista, cioè la rottamazione toglie le sanzioni ma non toglie il debito. L'unica cosa che toglie il debito è questa procedura che vi ho detto, procedura da sovraindebitamento, organismo di negoziazione presso le camere di commercio, esperto negoziatore per le partite IVA, per i consumatori, per le società, anche le società, aspettate a chiudere la società. Prima di chiuderla, aspettate, perché magari c'è la possibilità di risanarla. La società, la SRL, si può risanare. Prima di chiuderla e spendere soldi, aspettate. Magari c'è, con questa procedura la si può risanare, si può farla ritornare a, tra virgolette, pagare il debito, ma in maniera ridotta, in maniera rateale, con più rateazioni, cancellando il debito, le sanzioni, gli interessi. Recentemente in questa procedura che abbiamo fatto con queste SRL avevamo un'esposizione di 70-80 mila euro con la banca, hanno chiuso a 30 mila con la banca, cioè voglio dire, un risparmio notevole. Insomma, credo che sia positivo per tutti, no? Riuscire a trovare una quadra da questo punto di vista, perché alla fine, cioè, ripeto, l'obiettivo è tornare a fare gli imprenditori, non di certo a passare il resto della propria vita, diciamo così, a pagare quelli che sono i debiti, capite? Quindi, cioè, è importante riuscire a farmi aiutare quando c'è una situazione del genere, perché comunque, ripeto, non è che i debiti si cancellano, i debiti non si cancellano, cioè non è che con uno schiacco di dita potete cancellare la vostra posizione. L'unico modo è fare questa procedura. Questa procedura consente di appunto riuscire appunto, diciamo così, togliere parte dei debiti. Bene, vediamo se qualcuno poi chiamerà dopo 029194 7222.
per chiamarmi in diretta e farmi domande sempre in ambito giuridico economico, che poi nella seconda parte parleremo dell'INPS, parleremo un po' dell'Agenzia delle Entrate anche. Vi parlerò, magari facciamo un cenno in ambito di sinistri o comunque in ambito di malasanità, magari non abbiamo ancora parlato, anche di sinistri derivanti appunto, abbiamo detto, da incidenti, no? Quindi classici incidenti tra autoveicoli, motoveicoli, come comportarsi magari in questi casi quando si subisce una cosa di questo tipo, e quindi sarà molto importante che voi, tra virgolette, state in linea, perché sono cose che è difficile poi trovare. Su internet sì, c'è un po', c'è l'intelligenza artificiale, però insomma l'intelligenza artificiale va usata, bisogna saperla usare bene, perché poi con questo strumento che è molto potente, adesso tutti si sentono invincibili, però io capisco subito se uno usa l'intelligenza artificiale. Ho certi clienti che a volte scrivono delle mail tutte forbite, un po' illegale, ma si capisce, non sei avvocato, se usi intelligenza artificiale si capisce che non lo sei. Quindi attenzione a usarla con troppa leggerezza, perché poi alla fine è controproducente. Io sono un grande fautore dell'intelligenza artificiale, per me ha svoltato la professione di ogni campo, ma va usata con grande equilibrio, grande cautela, con grande rispetto anche dei libri di testo, perché i libri sono quelli che vanno studiati. L'intelligenza artificiale ti semplifica la vita, però non è che la elimina i problemi, ti aiuta in maniera più spedita ad affrontarli, però diciamo così non li elimina, capite? Quindi dovete, tra virgolette, usarla con grande cautela, ok? Quindi adesso abbiamo ancora, vediamo se Natalia, se abbiamo ancora un minutino, poi andiamo, penso, in pausa. Ecco, intanto 2 minuti di pausa, perfetto. Abbiamo una chiamata, ok? No, adesso pausa, perfetto. Allora vi lascio e poi torniamo tra un paio di minuti, direi, no? Un paio di minuti torniamo per dopo il break. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci, siamo ritornati dopo questa piccola pausetta con voi. Sono intanto io, come sempre, dopo la pausa mi tolgo la giacca, perché nonostante c'è l'aria condizionata, e devo dire anche una cosa, a Milano si sta molto bene, si è rinfrescato, devo dire, cioè abbiamo avuto 2 settimane, un mese, 2 mesi quasi, da inizio giugno fino adesso, che siamo stati massacrati da un caldo incredibile. Adesso
si sta respirando. Quindi per tutte le persone che come me sono a lavorare a Milano, credo che sia una bella notizia sapere che il clima si è leggermente ammorbidito, no? Quindi e niente, quindi alla fine sono contento del clima, insomma, ecco, che si è rasserenato, diciamo. Ecco, tornando, abbiamo parlato nella prima parte della procedura di negoziazione assistita, ovvero la procedura di negoziazione, scusate, da sovraindebitamento legata a imprenditori, a partite IVA, consumatori che sono stati vittima, diciamo, di cartelli esattoriali, e quindi abbiamo spiegato come riuscire a risanare una situazione debitoria, no? Si può risanare, ma bisogna farlo con grande cautela, facendosi assistere da professionisti che abbiano dimestichezza con questa procedura. Quindi, ripeto, è una procedura complessa che merita grande attenzione, però molto interessante perché veramente può risolvere definitivamente i vostri problemi, no? Quindi ci ha chiamato una persona, un pensionato, ci ha chiesto informazioni e noi abbiamo risposto dicendo che cioè, voglio dire, si può riuscire a, tra virgolette, risolvere definitivamente la questione. In questa seconda parte, a parte che vi do ancora il numero è 0292947222 per chiamarmi in diretta, dato che sono da solo qua in studio e tutti sono partiti, giovedì sono già partiti, no, c'è l'avvocato Colovati che è in viaggio, non abbiamo potuto neanche organizzare degli ospiti, quindi insomma io sono contento comunque di essere qua con voi perché, ripeto, per me è un onore anche da solo essere con voi a farvi compagnia e ripeto, andremo avanti anche ad agosto, una puntata sicuramente la prossima giovedì, forse anche quella dopo ancora magari, vediamo, dai, riuscire a stare con voi sarebbe per me un grande una soddisfazione perché comunque, ripeto, è sempre la radio è un ottimo strumento per chi è a casa, per chi magari non sa cosa fare, accende la radio, ascolta, sono sempre cose utili, no? Sono cose e noi facciamo un programma che non è un programma di intrattenimento, è un programma comunque di servizio, no? Dove spieghiamo anche cercare di usare un linguaggio anche comprensibile per tutti voi, ma anche aspetti tecnici e giuridici, no? Quindi, ripeto, mi concederete un goccio di acqua, mi concederete, scusate, ma mi era venuto un po' di sete e all'intervallo non ho potuto bere. Ecco, dicevo, è un programma di grande interesse perché consente magari a qualcuno di voi di riuscire a capire, no? Determinate cose che sembrano complessissime, no? In prima istanza e poi alla fine invece, tra virgolette, non sono così complicate, basta che uno le spieghi e si possono comprendere. Allora, in questa seconda parte parliamo ancora dell'INPS, perché noi siamo subissati di richieste da parte dei contribuenti che ricevono avvisi di addebito, richieste di restituzione. Perché richieste di restituzione? Spesso dovete sapere che l'INPS, a distanza di anni, chiede a un cittadino al quale ha già magari assegnato un contributo, può essere reddito di cittadinanza, può essere un assegno di invalidità, una restituzione di quanto gli è stato dato. Perché c'è una legge che si chiama l'incumulabilità che consente all'INPS di andare a recuperare anche questi importi a distanza di anni. Per noi è illegittimo, perché l'INPS non può provvedere, richiedere a distanza di anni, dopo averti già erogato un importo, di restituirtelo indietro. Per me e per noi è un'illegittimità questa, è ingiusto e quindi noi facciamo i ricorsi basandoci su questa illegittimità da parte dell'INPS di chiedere a rimborso un importo che è stato già consegnato e assegnato al dipendente. Non si può, per noi è una violazione, quindi i motivi di ricorso sono questi nostri, questa violazione abbastanza clamorosa e comunque che comprime i nostri diritti, perché un cittadino ha diritto di ricevere dallo Stato un importo a titolo di sussidio, ma lo Stato deve verificarne prima l'erogazione, non può darlo e poi toglierlo, perché l'INPS sta facendo così, dà degli importi, poi a distanza di 3-4 anni va a bussare alla finestra del contribuente, spesso pensionato, dice, ascolta, dammi indietro 5, 6, 10 mila euro, ma non va bene così, è una cosa che non va bene, lede
principio del diritto, perché tu non puoi a distanza di anni chiedere, lo Stato deve fare prima i controlli, non dopo, noi è quello che scriviamo e facciamo. Quindi, sulla scorta di questo, se qualche amministratore di SRL ci sta ascoltando, dovete sapere che l'amministratore di SRL deve pagare solo una cassa, non di certo due, non la gestione commercianti, la paga subordinati, e può anche non pagare nessuna delle due se ci sono determinati requisiti. Se non si è socio amministratore e non si svolge attività in forma prevalente all'interno dell'SRL, non si pagano neanche questi, capite? Quindi bisogna fare un'analisi molto completa e soprattutto aspettate a iscrivervi alla cassa, perché poi una volta che si è iscritti, togliervi è un bel macello. Quindi dovete dire al commercialista di aspettare a scrivere subito l'amministratore nella gestione commercianti, perché poi una volta che si è iscritti per toglierli è un gran casino, ok? Casino in termini tecnico. 029294 7222 per farmi domande in diretta, per farmi domande di ogni tipo, anche sull'INPS, Agenzia delle Entrate, quindi ripeto, fatevi fatevi sentire che sono curioso di avere la vostra opinione su quello che è appunto una pratica che magari avete subito o che avete avuto. Ecco, tornando sempre al discorso di prima, quindi INPS, come destreggiarsi se arriva un avviso di addebito dell'INPS? Allora, innanzitutto l'avviso di addebito è un atto che viene recapitato sempre con raccomandata o per PEC, ok, al contribuente. Quindi una volta dovete verificare le notifiche, verificare che sia correttamente avvenuta la notifica. Se per esempio è un contributo, ora siamo nel 2026, che riguarda il 2020, è già scaduto, no? In termini di prescrizione. Se la notifica non è avvenuta entro i 5 anni, potrete già contestare questo aspetto. O se no, se la notifica è avvenuta correttamente, dovete analizzare nel merito. Quindi dovete analizzare nel merito, tra virgolette, il fatto se sia dovuto oppure no l'importo. Ancora, cioè, quindi, ripeto, anche in questo caso fate vedere subito il documento al vostro consulente se è dovuto oppure no, prima di pagarla, prima di rateizzare. Scusate che intanto io sto facendo un'altra piccola cosa, ecco. Quindi vi dico attenzione a pagare, perché una volta che pagate è la famosa ammissione del debito, non si può più tornare indietro. Quindi prima di pagare fate vedere il documento al consulente che vi dirà se pagare, se è ingiusta, se fa ricorso, tutta una serie di cose, considerazioni, ok? Quindi tante volte arrivano da noi persone che hanno già pagato, hanno fatto già un avviso di rateazione e lì siete spacciati, cioè spacciati, è difficilissimo poi, perché chiaramente loro poi si possono opporre dicendo, ma il contribuente ha già pagato, cioè, quindi questo che dovete... quindi mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi è stato vittima di questi avvisi di addebito dell'INPS, perché possono riguardare, come ho detto, o contributi non versati, o somme che chiedono in restituzione, per esempio ai pensionati, per esempio a chi ha assegno di reversibilità, che magari ti chiedono la parte di incumulabilità. Insomma, sono veramente difficili riuscire a, tra virgolette, a ritornare a gestire queste cose, no? Quindi dovete aspettare e farvi aiutare da qualche consulente, ok? Quindi l'ideale è riuscire a appunto farvi assistere per tentare di togliere il debito, perché tante volte poi questi avvisi sono completamente ingiusti, sono illegittimi e non bisogna pagarli, ok? Quindi il consiglio è fateli analizzare, fateli vedere, poi se c'è la possibilità di un ricorso, il ricorso si fa online attraverso il canale dell'INPS, attraverso il professionista, potete farlo anche autonomamente, quindi fate un'istanza di riesame oppure un ricorso, sono due le ipotesi, o istanza di riesame che si può sempre fare o ricorso amministrativo e potete ottenere in questo caso già un provvedimento amministrativo, di solito l'INPS risponde entro 90 giorni, può rispondere positivamente o negativamente. Se risponde negativamente avete sempre poi la possibilità di fare un ricorso, tra virgolette, che potete presentare, appunto, no? Quindi,
Ecco, quindi ripeto, potete tranquillamente o presentarlo autonomamente, e noi consigliamo sempre di andare da un consulente. Il consulente specializzato potrà, attraverso una procura che gli assegnate, fare il ricorso, ok? Quindi, che dire? Quindi questo è quello che io consiglio di fare, no? Quindi dovete dovete non rassegnarvi, perché appunto rassegnarvi vuol dire, diciamo così, pagare e poi non ottenere più indietro nulla, perché poi l'INPS, una volta che avete pagato, non restituisce se non con un ricorso. Abbiamo detto, la differenza tra INPS e Agenzia delle Entrate, in sintesi è questa: l'INPS provvede alla notificazione di un avviso di addebito, l'Agenzia delle Entrate prima un avviso bonario e poi eventualmente un avviso di accertamento. Cambiano gli strumenti di difesa, perché contro l'avviso di addebito INPS, abbiamo detto, si può presentare un ricorso amministrativo. Contro l'Agenzia delle Entrate si può presentare un ricorso in Corte di Giustizia tributaria. Cambia completamente l'organo di opposizione. L'amministrativo INPS è propedeutico poi a fare un ricorso giudiziale. Invece in ambito fiscale bisogna andare davanti alla Corte di Giustizia, perché sennò senza di quella non si riesce tra virgolette, a risolvere nulla, ok? Quindi dovete, anche in questo caso, prima di, tra virgolette, assegnarvi e pagare, anche in caso di notifica dell'Agenzia delle Entrate, far vedere il documento a un professionista, perché anche lì magari ci possono essere, tra virgolette, degli estremi per riuscire a impugnarlo, ok? Quindi, ripeto, dovete fidarvi di qualcuno, perché da solo non si può analizzare su cose tecniche, anche cartelle esattoriali, insomma, tutte queste cose. Non è possibile riuscire a, tra virgolette, a gestirle autonomamente, no? Giusto? E quindi, ripeto, il consiglio è sempre di riuscire a eh, farvi assistere da professionisti, ok? Dopo questa parentesi, Agenzia delle Entrate INPS, volevo anche accennarvi a eventuali azioni di responsabilità che possono essere fatte nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Azioni di responsabilità o comunque azioni in caso di risarcimento danno, ok? Risarcimento danno da caduta, per esempio, che qualcuno può avere subito, da sinistro in generale. Ho assistito recentemente una persona che abbiamo fatto causa perché durante un'alluvione, comunque un temporale grosso, un albero è caduto sulla sua macchina parcheggiata nel suolo pubblico, quindi in questo caso la responsabilità, accertato il fatto che spesso le cadute sono dovute anche in questo caso a mancati tagli di alberi e tutto, quindi si fa un'azione nei confronti del comune, perché ovviamente il comune è assicurato e deve pagare eventualmente i danni, tra virgolette, della calamità, tra virgolette, che deve essere chiaramente non una calamità straordinaria, perché allora l'evento straordinario può essere usato come esimente, però se, come spesso accade, la caduta di un albero è perché sono secolari, non fanno un tagliano, sono degli alberi che avranno 100 anni, non li tagliano mai, basta un temporalino che cadono giù, e se c'è la macchina sotto te la distruggono. Era successo anche 2 anni fa, vi ricorderete, in quella tempesta famosa che successe a giugno, a luglio, non mi ricordo quando. Quindi ripeto, anche lì non demordete. Se avete subito un danno, scusate, noi paghiamo le tasse. Se un incidente succede nel suolo pubblico, la competenza è lo Stato è custode, c'è questo principio cardine secondo il quale lo Stato è custode della cosa pubblica. Se un danno viene patito, diciamo così, nello Stato, a questo punto tu puoi avanzare una richiesta, ok? Quindi, ripeto, perché no? Perché no? Perché no? Perché desistere? Tante volte ma non si può fare nulla, non è vero. Si manda una diffida, si apre un sinistro e poi ce la si gioca. E bisogna far fare delle perizie, bisogna far fare dei preventivi, chiaramente, mica si spara un'azione di risarcimento a caso, però c'è la possibilità di riuscire a tirare fuori qualcosa. 029294 7222, dai, voglio ancora una telefonata prima di chiudere, che abbiamo ancora 10 minuti, e poi la trasmissione, quando è online, dura un pochettino meno per problemi che abbiamo di linea, quindi
chiamatemi che mi fa piacere sentirvi. Ecco, ripeto, questo è un cenno sulle possibilità di azione nei confronti di un soggetto che subisce un danno, no? La caduta tipica, la caduta in motorino perché magari il pavé è sollevato, il danno alla macchina, in caso abbiamo avuto delle persone che abbiamo assistito, hanno distrutto la macchina per colpa del pavé che si è alzata una piastrella, ha distrutto il motore, cioè tutte quelle cose lì, nel senso, molta gente pensa che non si può fare niente, è sbagliato, si può fare e come, però bisogna farlo bene, non con cose senza senso, perché sennò si buttano via i soldi. I soldi sono preziosi, vanno spesi bene, vanno spesi in modo mirato. Quindi fate una causa, un'azione in modo più mirato, voi andate a, tra virgolette, a attaccare in modo giusto con le azioni, con le prove soprattutto, perché bisogna avere le prove prima di fare di partire in quarta, no? Perché a volte uno poi parte in quarta e tra virgolette non riesce quindi parte in quarta e non riesce a risolvere nulla, ok? In questi ultimi minuti vi voglio parlare anche della possibilità di fare nel corso di questa trattativa, quando aprite un sinistro, questa famosa negoziazione assistita. Cos'è questa negoziazione assistita? È uno strumento che è stato introdotto per ridurre il contenzioso. Quindi, qualora ci siano dei contenziosi di natura assicurativa, un conflitto che potete avere con il fornitore, prima di fare la causa si innesca questo procedimento. Quindi si fa sì che, tra virgolette, nel momento in cui tra virgolette, avete questa controversia, prima di fare la causa, cosa si fa? Si fa una negoziazione, ci si trova per capire se c'è una possibilità di trovare un accordo che può essere appunto stragiudiziale prima di cominciare la causa. È uno strumento che secondo me è positivo, perché noi stiamo vedendo che ne abbiamo chiusi un po', così, evita il contenzioso, risparmi di costo perché non fai la causa, anche comodo perché si ha con un collegamento audiovisivo, quindi non c'è possibilità, non c'è bisogno andare in tribunale, e quindi con questo strumento si può arrivare a una definizione bonaria della vicenda, senza bisogno di fare una causa. Tante volte invece è necessaria una causa, perché io dico sempre, in una trattativa devi essere in due parti, no? che ti accordi. Se dall'altra parte uno chiede 100 e l'altro offre 30, non c'è dubbio che si trova una quadratura. Si chiude se appunto c'è una offerta buona e intermedia, no? Cioè, è chiaro che, ripeto, le offerte si chiudono se ambo le parti rinunciano a qualcosa, se no, tra virgolette, non si riuscirà mai a chiudere, cioè, nel senso, cioè, no? Tanti hanno pretese, avvocato, voglio chiedere 100.000 euro di risarcimento. Un buon avvocato è quello che vi fa capire anche se la vostra richiesta ha un senso oppure no. Se no, un avvocato vi dice, guarda che non prenderai mai questi soldi, non ti che ti metti nella testa qualcosa che non si realizzerà mai. Un buon consulente è quello che vi indica anche cose negative, non solo positive. Prima di partire a fare una causa vi dice, ci sono questi rischi, i costi sono questi, la possibilità di vittoria sono imprevedibili, ma una stima la si può avere. È probabile, possibile o remoto? Io uso sempre queste tre scalette, no, per descrivere le possibilità di vittoria. Probabile, possibile o remoto? Se è remoto non la fai la causa. Tante volte noi abbiamo resistito, le possibilità di farla non ci sono, per noi non ci sono. Poi magari c'è un altro professionista che ti dice che la causa si può fare. 029294 7222, dai, ancora una telefonatina negli ultimi minuti che mi fa piacere sentirvi, e quindi ecco, vi volevo dire anche questa cosa perché è un aspetto molto importante. Prima di partire con le cause in quarta, valutate bene queste procedure deflattive, si chiamano, ovvero che tendono a smorzare il contenzioso, ok? Lo comprimono, ok? Lo comprimono, tra virgolette, lo tendono a decrementarlo, perché siamo in un momento storico in cui tutti litigano, ok? Tutti hanno ragione, tutti litigano, tutti vogliono avere ragione. Non è così, ognuno ha le sue possibilità di trattare una determinata cosa, no? Quindi io sono uno a cui piace trattare, non parto subito per fare delle cause, non mi piace fare delle cause, mi piace più trattare, capire che se si possono fare evitare i contenziosi che poi durano degli anni, quindi non è mai bello stare in piedi degli anni. Ecco, questo è un po' quello che vi volevo dire, ok? Quindi
Negoziazione assistita è un altro strumento che dovete imparare diciamo così, a commentare. E poi cos'altro? Cos'altro? Ci sono tutte quelle azioni che possono essere fatte idonee all'ambito societario. Non abbiamo ancora parlato dell'ambito societario. L'ambito societario, cosa può fare un amministratore che si trova in difficoltà, magari all'interno del consiglio di amministrazione, perché alcuni altri amministratori non gli danno i documenti, oppure un socio che non ha accesso a una serie di documenti, può fare un'azione giudiziaria per farsi consegnare i documenti, cosa che a volte accade, no? Consegnano i documenti e appunto tu, tra virgolette, devi consegnare tutta la documentazione che magari hai messo di consegnare, no? Quindi in scadenza. Mi segno intanto, ragazzi, adesso ormai si è stanchi e il periodo estivo, non so voi, ma è a fine della stagione, un po' come fine anno. Insomma, è dura adesso, perché poi c'è un sacco di lavoro, le persone vogliono fare tutto adesso, un po' come quando si avvicina al 31-12, che tutto vuole fare le persone tutto adesso. Bisogna avere calma, non è che abbiamo 100 mani, le mani sono sempre due. Quindi 029294 7222 per chiamarmi in diretta e farmi ancora magari una domanda negli ultimi minutini. Così appunto, ecco, vi volevo anche parlare di un'azione che riguarda i professionisti in generale, perché è uscita una Cassazione molto interessante che delimita le responsabilità del professionista. Un'altra cosa che noi vediamo spesso, che magari vengono da noi, il dentista ha sbagliato, l'architetto ha sbagliato, l'avvocato ha sbagliato. Cioè il cittadino sempre a volte si mette nella zucca che può aver commesso qualche errore. Bene, la Cassazione ha definito quando un professionista, in particolare un avvocato, è responsabile del suo operato, quando c'è ovviamente un nesso causale molto diretto tra l'azione che ha omesso e ovviamente il danno che è stato arrecato. Se non è stato arrecato danno, è chiaro che l'omissione non può essere, non può trovare oggettivo riscontro, no? Quindi bisogna provare effettiva connessione tra omissione da parte legale del professionista a danno causato. Se manca questo nesso di causalità, l'azione legale nei confronti del professionista non la potete fare, così come il dentista. Recentemente ho assistito una persona che è venuta da me, lamentava un impianto sbagliato ai denti, purtroppo poi in fase di perizia, perché l'ho mandato dal nostro odontoiatra di fiducia, è emerso che il danno non c'era da parte dell'altro medico, perché il soggetto aveva una masticazione tale per la quale quando chiudeva la mandibola schiacciava, in modo comprimeva i denti sopra e di fatto li distruggeva o comunque li annientava proprio con la sua masticazione sbagliata. Quindi qualsiasi impianto gli veniva installato purtroppo portava a un danno, e questo è stato fatto preventivamente, perché lui voleva fare causa e noi abbiamo detto ma per noi è essenziale fare un passaggio preliminare dal medico nostro, perché senza di quello non si può analizzare un bel niente. Okay? Quindi questo è quello che noi consigliamo di fare sempre in via preventiva, fare delle perizie dai commercialisti, dai periti ambientali, dagli ingegneri, dipende dalla fattispecie. Ogni fattispecie che riguarda una tecnicità, l'avvocato non può essere architetto, non può essere ingegnere, io sono anche commercialista, ma spesso alcuni non li sono, devi fare una perizia tecnica, se no non puoi analizzarla tu, non hai i requisiti, non hai lo skills, no? Così come i danni medici, insomma, tutta questa serie di cose. Quindi il consiglio è davvero avere diciamo così, un team, poi chiaramente più uno è strutturato, però un team che, tra virgolette, deve assistervi in tutte queste fasi, ok? Perché da soli non si può fare più nulla, bisogna essere molto tecnici, ok? Bisogna avere la capacità di chiedere aiuto se non riuscite a fare qualcosa, ok? Questo è quello che io vi consiglio di fare. Quindi spero di essere stato utile su questi flash che abbiamo detto. Adesso credo che abbiamo tra poco 2 minuti e chiudiamo. Natalia giustamente mi ricorda 2 minuti, quindi alle 17:57 chiudiamo. Ancora 2 minuti di diretta con voi per una piccola panoramica di quello che abbiamo affrontato. Nella prima parte, secondo me, l'argomento più interessante, se non l'avete sentito, riandatelo a sentire, sulla sovraindebitamento, le persone che sono sovraindebitate, come fanno a chiudere la propria posizione debitoria, con uno strumento presso la Camera di Commercio
atto a eliminare e stralciare i debiti. La seconda parte, l'Agenzia delle Entrate, la differenza tra INPS e Agenzia delle Entrate, come contestare gli avvisi di addebito INPS, la gestione commercianti, come eliminare il versamento della gestione commercianti. Poi ancora abbiamo fatto un cenno sull'azione nei confronti della pubblica amministrazione per danni causati da infortunio, da sinistro in genere, e poi alla fine abbiamo parlato anche della negoziazione assistita in ambito di contenzioso, comunque di conflitto in ambito privato. È stato un piacere avervi con voi. Saluto Natale dalla regia, saluto tutta Radio Libertà. Vi auguro una bella serata fresca finalmente se siete a Milano al nord, un po' più calda se siete al sud. Buon proseguimento, ci vediamo giovedì prossimo. Bye 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 bye. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.